quando Natale venere lune. Avanno che bene il Natale, spiavo Michele. Riuove, no, rimiercore, ha ripigliato Giovannino. Perché? Dice che quando Natale venere lune fa una fiera a Montenaune, disse Michele. Una benessere su Montenaune, spiavo Giovannino. Montenaune è di sta banna richiazza armerina. Su passata che bene per ne cucia, ha ripigliato Michele. E fa una fiera all'inverno, disse Vincenzo che aveva ascoltato, che può essere mai. Non è una fiera come tutte le altre, ha ripigliato Michele, chissà è una fiera rincantissima. Una fiera che c'è e non c'è, e non è che uno parte, va là e la trova. Non signora, uno si ci va a trovare. Ma che è fiera normale? Spiavo Vincenzo. È fiera di tutte cose, normale, di robe, di cose da mangiare. Nessa fiera dice che c'è l'uno di tutte. A me lo sapete come contavo? Filippo Utanedda. Usoggiero ricciano mennolicchia. Avanti a sera Filippo contava una società e c'era pure Paolo e Argiuto che impresiava e diceva che suo fatto è vero, che l'aveva sentito dire pure io. E come vi stava dicendo, Filippo contava che una volta dice che c'era un piccolo ruotto in cucina, che gli era duate marine. Nana massaria, resselatata reggela. Era arduato e gli era arduato a ranno. In Trannido si può dire che non ci sia mai. Tanno, cavaudo sapete, l'armale si guardavano a bastone. I terreni non erano ferreati come ora, non c'era sto filo spinato, non c'erano manco queste mezze ore, queste macchine, queste postala, tanto si camminava a piedi. Basta, si avvicinava a Natale e a sto caruso dice che ci sfilava il cuore che se ne voleva per ginza, che voleva la birra a sua mamma, e sua suora, a suo frate, e suo frate, a suo papà. O patrone, ulia bene a sto necuciano, ulia bene e beria che sto caruso stava soccumuto, che era afflitto, che ci sfilava il cuore. Ulia bene perché era un caruso arrucato, travagliatore, referuccia. Tanto ulia bene, che sa pensavo e ci disse, avanno per Natale, coi pecore ci resto io. Tu preparati il robe e domani mattina te ne vai in cucetta a fare un Natale coi tuoi. Caruso che voleva sentire. La notte ne potti chiudere l'occhio. Tanto fu festino, sapendo che aveva a partere, che domani mattina presto ancora con scuro se susio. E risole e solo si metteva al solito a cominciare a domare luce. A monci di pecore. Quanto era così poteva partire presto. Basta, finirono le monci e fecero frutto. Il patrone ammazzava un agnello e ciurette. Cirette pure che ci mettevano nella sacchina una fascelluzza ricotta fresca e io la lasciavo ire. Vedi che oggi è domenica, ci disse il patrone a Ducaroso. Natale è domani. Ma lasciate lunga. Si t'ammatte col carruno col carretto, è facile che stasera arrivi insa. Ma se no ci arrivi romane. Tu però o sabato che bene a essere arrivato. Signora, me non dubita. Ducaroso s'accampava la sacchina con la ricotta. Nella propria sacchina ci infilava pure un pane. Si metteva d'agnello un capo di spada e partio. Partio e camminava sempre statune, sperando di trovare col carruno col carretto o coi mule. Camminava statune, tagliava, ma che facevano a strada rido non c'era nulla. E camminava
si fece mezzogiorno, si fece troppo pranzo, scurao, rimierno e giornate so curte, noddo. Per accurzare il discorso, quando arrivavo primo libro di chiazza, come se solo ridi ci scuravano le piere. Come faccio? Stanco che era, a diuno che era, che non aveva mangiato proprio. Oh, rigè la chiazza ce n'è stata. Per da sera, per arrivare a negoziare non se ne parlava proprio. Come faccio? C'è ancora stato una vita che c'era un casalino e a costurato questo casalino c'era un pagliaro. C'era un pagliaro ma però non c'era nudo. Ora dice mi scuro qua e domani mattina se ne parla. Basta trasino a due pagliaro, a due mao luce, mangiao, se inconigliao una nagnone e s'addormescio. Stanco che era, sazio che era, s'addormescio subito. S'addormescio e si sonnava come quando che era festa, come quando che era Natale, che c'erano gente stratersate, tutti che gli a messa, tutti che gli erano in galleria, si sentivano suonare ciaramedde, suonavano campane, ma mi sta suonando o è per davvero che sono le campane? Che si marinava tantissimo e sentiva era vero le campane che suonavano. Sentiva le campane che suonavano e sentiva pure barbaciata di gente che passavano, che girano tutto il paese. Se hanno oramai era pigliante, che fece? Se so io, s'affacciavo. Oh freddo, ma non vi dico. I cristiani che passavano c'erano ora vero, e le campane suonavano ora vero. Basta sa pensare, si pigliava la sacchina, si metteva a ridere da niente un capo spade e partiva pure io appresso a chi che passavano. Quando arrivava al paese, che arrivava a Chiazza Armerina, la chiesa era china, con tutti i torci addomate, con parrino che diceva missa e tutti che cantavano. E nascio lo bambino mezzo e l'asinetto. Basta, trasio pure io. Si rovava a cuoppo la stette da a sentire sa missa con tutta l'ordine. Quando la missa finì, i cristiani ne uscirono tutti, ne uscivo pure io. Ne uscivo pure io e bitte che davanti alla chiesa c'erano due che suonavano a ciaramedda. Mezzanotte aveva passato l'allora. E ora, dice, che faccio? A tornare a ridere nel dupagliaro non mi conviene. Se stai qua all'amporo freddo. Lascio mentre di cristiane, mano a mano che se neano per ginza. Se neano per ginza e a picca, a chiazza si bacantava e sto caruso restava solo. Come restavo solo, sa pensava e a ridere per negocia. Aveva fatto sì e no quanto riccaduoco. C'era l'occhio in terra e bitte che c'era un grano. Tanto ste sordi ora non c'erano. Stilire, stevere che spolmentare ora, tanto chissà non c'erano. Tanto c'erano i tarì, c'erano l'unze e c'erano i rane. C'era l'occhio in terra e a trovare un grano. Basta s'accampava due rane, si metteva una sacchetta e continuava. A Dio piacendo faceva entrare ne mattinate sogno entra. A mezzogiorno sognò a tavola assieme con mia mamma, con mia papà. Ci porto stagnetto e sta ricotta e un Natale non passiamo contenti. E camminava vagliardo, specialmente che faceva freddo. Basta, aveva camminato quanto una mezz'orata, sempre stratone, che c'era scuro, e bitte che mi faccio. Dopo ci dice una montana una, propriamente no schino, relatata in capo lo stratone c'era non luscio ranne, che gli è, che non è. Quando arrivavo da va per birra,
e c'era la fera. Una fera ranne. Una fera di notte, disse Vincenzo, che può essere mai? E pure in mirno, disse Giovannino. Sì, signora, ripigliava Michele, c'era la fera. Ma una fera ranne, una fera di tutte cose, rivesti, rarmale, robe, scarpe, ripignate, cose da mangiare, di tutto quello che Dio sposserio. E da fera era china, qui ia, qui venia, qui accattava, come sto Caruso arrivava da chi trasio propriamente in una fera, tutti di Ferrara ci ammiavano cose, tale che sono belle, accattate queste scarpe, devo accattare sta mula, che quale accattare? Io che aveva sorte, tagliava e basta, tagliava e c'aveva latino. A un certo punto arrivava che c'era una femmina che veniva arance. Chi da si ci avvicinava e tale che sono belle ste arance. Sto Caruso tagliava le arance, ci sfilava il cuore, ma a tutta una volta si ricordava che una sacchetta aveva in grano. Durano che aveva trovato davanti a chiesa di Chiazza. O sameruna in grano d'arance, ci disse la femmina. La femmina pigliava 7 arance e senza manco pesare le cirette. Chi sto cirette Durano si infilava d'arance in una sacchina, salutava a Senneio e pensava: usà che festa grande ci va a essere oggi a tavola in Trannemia. L'agnello, la ricotta, l'arance e camminava Uriale. Quando arrivava una sacchianata a Leonforte, primo libro ad arrivare a breveratura di 24 cannola, ci avvinciva fame. Era già giorno ranno. Come ci avvinciva fame, scanci rifermarsi, infilava una mano in una sacchina. Sfilava quasi davanti e ci aveva arrestato un cucchiolone di pane e... Ora dice, camminando, mi mangio sto pane. Poi mi vivo una volta d'acqua, una breveratura e... Manco aveva venuto il rillo se ci presentava un poveriello. Fammi l'elemosina, ci disse il poveriello. E avete 2 giorni che non mangio. Sto Caruso, che fece? Con frente che si trovava il cucchiolone pane nelle mani, o rompì un nue, metà ceretta e due poveretti, e la metà satine piena. Un bambino che nasce stanotte mette la renna, ci disse il poveretto, pure per noi oggi è Natale, utao e se ne. Questo si mangiava 2 mezzo cucchiolone di pane, si vippe una volta d'acqua, renno primo cannolo, la breveratura, si piglia a rire, scippataccia e se ne io. Se ne io è una mattinata per Sirece arrivando in cucina. Come arrivando in cucina e arrivava in Tranniddo, sua mamma, sua papà, i suoi suori, i suoi frati, ci fecero festa. Figlio mio, ci faceva sua mamma, sono contento che veniste. Oggi per me è festa ranne, perché è Natale e perché ci sei pure tu. Solo che noi non avevamo niente. Come stava venendo, io stavo stirando 2 foglie di pasta per fare la pasta coi cavoli. No, mamma, oggi mangiamo pasta e carne e facciamo festa, oggi è Natale pure per noi. E ci pusavo d'agnello un capo tavolino. Lesto suo papà scorciava d'agnello, sua mamma e suo suoro prepararono da carne, mettiero a tavola pure da ricotta fresca e mangiaro pasta e carne. Mangiaro tutte a volontà e erano tutte amoraggiate, erano contente e ririvano. Pigliate pure s'arance che ci sono in una sacchina, ci risido e suo suoro. Su 7, e pure noi siamo 7, ne tocca uno l'uno. Vanno per birra, per monnare d'arance, ci provare coi mani, ci provare con cutello, d'arance erano roro. Che mio puro, d'arance erano tutte roro. Siamo ricchi, disse sua papà. No, rispondeva sua mamma,
ricco è solo Signore, e povero è solo Reaulo. E gli è vero, disse Vincenzo, che su pure buona mia Mauricia, povero è solo Reaulo. L'anno mane si cutava Michele, o fatto si sappe. O sappero i parenti, o sappero i vicini, o sappero tutti. Ora ricicimmo pure noi in Assafera e partirono. Partirono tutti. Con qua via sordi si portava, con una via sempre stava. Ma da fera non c'era più, non c'era fera, non c'era né ferara, non c'erano l'armale, non c'erano i cristiani, non c'erano tutte le cose, non c'era niente, non c'era manco un rasto. Ci tornarono l'anno dopo, ma l'anno dopo non era le lune, disse Giovannino, che nacche, disse Vincenzo, allora niente amoretto. Non c'era perché chissà è una fera incantata. Chissà non è una fera come tutte le altre, ripigliavo Michele, chissà è una fera rincantissima. Uno che cerca non la può trovare. E sparte non è che la fanno tutte l'anno, la fanno ogni 7 anni, e per questo si dice, quando Natale viene le lune fa una fera a Montenauna.